Amici di Directa Sport, buon pomeriggio. Le immagini di Luca Tocco ci portano al Walter Frau di Ghilarza, dove per la quarta giornata di ritorno, la 19ª complessiva del campionato di eccellenza regionale, scendono in campo Ghilarza e Nuorese. Servito ancora De Solis, quindi Steri, arriva Orro, Steri, servito Cadau che va giù, è tutto regolare. Il tentativo di Cossu a cercare Erbia al centro dell'area, finisce a terra, anzi si trattava di Orro che finisce a terra a contrasto con Braga, tutto regolare secondo il signor Alfieri. Quella posizione, Laconi dentro a cercare Manca, anticipato, si torna da Laconi. Laconi cerca lo spazio per mettere il cross, servito Cocco prova a entrare in area di rigore, poi c'è Cadau, pallone dentro e non ci arriva Caddeo. Porta palla da Vibraga, c'è De Solis alla sua destra, viene servito. De Solis verticalizza per Cadau, Cadau riesce a tenere il pallone in campo, può mettere il cross, Cadau dalle parti di Cossu che non ci arriva, prima di lui Chessa e poi Cocco spara alto. Quindi Steri può ripartire la Nuorese con Cadau, 4 contro 3, Cadau apre a sinistra dove c'è Cossu, posizione regolare di Cossu che può puntare all'area di rigore, Cossu prova il tiro a giro col destro, il giro non lo prende benissimo, palla sul fondo. Orro, traiettoria a rientrare, ancora una volta Cadau e Caddeo che si scontrano nel tentativo di recuperare palla, poi Oppo anticipa Cossu, è tutto regolare. Oppo mette il pallone sul destro, palla che passa e poi la chiusura di Filia su Erbi. Le sterzate, tanto si tratta di Ibba affronta Cocco, mette il pallone verso il centro e non ci arriva. Orro che protesta per un possibile contatto, si gira anche verso l'assistente. Gli assistenti Francesco Meloni della sezione di Cagliari che opera dalla parte opposta rispetto al nostro punto di osservazione e Urtis della sezione di Sassari, ma seguiamo questo attacco del Ghilarza con Orro, magia, dice di no, grande occasione per il Ghilarza dopo 2 minuti dall'inizio del secondo tempo. Può ripartire la Nuorese dalle retrovie, Laconi dentro per Cocco, c'è Cadau a destra, Cadau servito sullo spazio, Cadau la mette dentro Azzeni e poi la mette fuori Floris. Steri passa in mezzo a 2 avversari, Steri pressato, servito Cadau, da Cadau a Laconi in avanti a cercare Manca, c'è il pallone che ritorna, Laconi può mettere il cross al centro, non ci arriva Caddeo. Pericolosa la Nuorese, si ferma, gioca ancora su Steri, quindi Cocco affrontato da Oppo, Cocco cerca lo spazio, non lo trova, Cocco l'imbucata per Cadau, attenzione perché Cadau riesce a girarla verso la porta avversaria e porta avanti la Nuorese, il gol di Alessandro Cadau al 21esimo minuto, è passata in vantaggio la squadra ospite. Il passaggio in verticale di Cocco non ha difeso benissimo la difesa del Ghilarza, Cadau d'astuzia ci ha messo il piede, ha scavalcato Azzeni e ha portato in vantaggio la squadra verde-azzurra. La battuta di Orro, cerca di sorprendere Magia che poi va a recuperare la posizione. Cross era stato effettuato da Matteo Cossu, adesso può ripartire la Nuorese con Manca, c'è Giuseppe Cocco sul settore di destra, Cocco punta l'avversario, entra in area di rigore, ci prova Cocco, Azzeni blocca a terra, calciando forte di sinistro, poi qui Cadau perde il rimpallo, Cossu, Gaita, spazio Gaita, fermato da Steri, ma Gaita tiene il possesso del pallone, servito Ibba dentro l'area di rigore, Ibba il suo tiro deviato. Pallone messo dentro da Orro, palla che passa, rimane lì, attenzione Magia! E forse Cadau che si è immolato sul tentativo di Chessa. Rimane in zona d'attacco il Ghilarza con Oppo. La gittata lunga verso l'area di rigore, c'è Wojcik anticipato, Orro! La respinta di Puddu, poi ci prova Vorticoso, tutto facile per Magia.
e Puddu entra in partita così. Prima di lui un giocatore del Ghilarza, Cossu la mette al centro, De Solis poi prova a sistemarsi il pallone rubato, gli ruba palla De Solis che manda sullo spazio Giuseppe Cocco, la posizione regolare Giuseppe Cocco, entra in area di rigore Giuseppe Cocco, Azzeni va a chiudere lo specchio, la Nuorese non riesce a chiuderla, Vorticoso che vince il rimpallo, poi arriva Puddu, vecchia maniera. E arriva il fischio finale al Walter Frau, la Nuorese torna alla vittoria dopo 6 partite, batte il Ghilarza per 1-0 grazie al gol di Alessandro Cadau.